Continuano senza sosta le ricerche della mamma di Favara, Marianna Bello, scomparsa durante il maltempo in azione i cani molecolari provenienti dalla Toscana. Vasta operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri in collaborazione con la questura di Agrigento nelle zone di Villa Seta, Porto Empedocle e Favara. Grave incidente a Villa Seta, motociclista in codice rosso, la Guardia di Finanza di Palermo sequestra una casa di riposo, lavoratori in nero. Festeggiati ieri i 50 anni dalla fondazione di Casa della Speranza ad Agrigento, ricordati Don Angelo Ginex e il professor Vincenzo Reale, fondatori. Presentato ieri il corso di mediazione linguistica dal nuovo presidente e direttore Nenzi Arena. Manifestazione pro-Palestina ieri a Racalmuto. La Banca d'Italia di Agrigento apre le porte del proprio palazzo per raccontare il legame con il territorio. L'evento per il giorno 18 ottobre, sabato. La Castrum Favara accede al nuovo turno di Coppa Italia grazie alla vittoria contro la nuova Igea Virtus per 3-0. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 9 ottobre, giovedì. Un'altra giornata lunga e intensa per la comunità di Favara e per l'intera provincia di Agrigento. Al via questa mattina il 9° giorno di ricerche della 38enne Marianna Bello inghiottita dal fiume di acqua e di fango. I soccorritori, dopo una breve riunione al centro di coordinamento, sono tornati nella vallata di Favara per cercare la donna dispersa. Ieri i cani molecolari dei carabinieri di Firenze, Klaus e Ula, per tutto il giorno, con alcuni momenti di pausa, hanno cercato e lavorato lungo i lati del fiumiciattolo, ma di Marianna nessuna traccia. Oggi gli stessi cani molecolari e quelli dell'unità cinofila dei vigili del fuoco scandaglieranno altre zone giù per il vallone. Decine e decine i vigili del fuoco, della protezione civile, della forza dell'ordine e volontari coinvolti nella ricerca di Marianna Bello vanno avanti e non si arrendono da oggi almeno fino a domenica prossima, come ha confermato il prefetto di Agrigento Caccamo. La macchina dei soccorritori continua a cercare la mamma dei 3 figli, svanita la speranza di trovarla ancora in vita, la favarese. L'obiettivo è quello di restituire al più presto il corpo ai suoi familiari. Controlli straordinari nella frazione di Villa Seta, Porto Empedocle, Favara, 101 le persone e 70 veicoli controllati, anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza, il nostro servizio. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno intensificato la presenza nelle aree sensibili della frazione Villa Seta di Agrigento e delle zone limitrofe, con l'obiettivo di prevenire e contrastare reati predatori in consumo di sostanze stupefacenti e violazioni al codice della strada. Il dispositivo ha visto l'impiego congiunto di militari della tenenza di Favara, delle stazioni di Agrigento, Villa Seta, Porto Empedocle, Montaperto, nonché della sezione operativa della compagnia e del nucleo cinofili di Palermo, con il supporto della sezione volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento. Nel corso delle verifiche effettuate sono state controllate 101 persone, 70 autovetture, elevate 9 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 1.595 euro, il ritiro di 2 carte di circolazione, di una patente di guida, la sospensione di un veicolo dalla circolazione e il sequestro di un altro ai fini della confisca. Un automobilista è stato altresì denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente. L'attività rientra nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal comando provinciale, confermando l'impegno dei carabinieri nel garantire la sicurezza e la legalità attraverso una costante sinergia con le altre forze di polizia che operano nel nostro territorio. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì nella frazione di Villa Seta, precisamente nei pressi del vecchio centro commerciale di via Caduti di Marzabotto.
dove da tempo si procede in senso alternato con i semafori per la presenza di un cantiere. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate uno scooter Liberty e una Fiat Multipla. L'impatto è stato violento, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un quarantenne di Agrigento. L'uomo è stato sbalzato dalla sella, finito sull'asfalto, riportando diversi traumi. Con un'ambulanza del 118 è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e le sue condizioni sono ancora gravi. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali per 2 soggetti, nonché il sequestro di circa 100.000 euro e di un immobile, sede di una casa di riposo per anziani con lavoratori in nero, provvedimenti anche per i gestori in nostro servizio. Nelle prime ore di oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali con cui il GIP presso il Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo, ha disposto l'interdizione all'esercizio di attività imprenditoriali per 2 soggetti e il sequestro di 100.000 euro e di un immobile. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Palermo sono state indirizzate all'individuazione di fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cosiddetto caporalato, nonché alla verifica del corretto trattamento degli anziani ospitato in una RSA di Palermo. In questo contesto sarebbe stato rilevato uno stato di grave abbandono in cui versavano gli ospiti della struttura, la cui assistenza sarebbe stata prestata da dipendenti assunti in nero, sottopagati e privi di qualsiasi qualifica sanitaria assistenziale necessaria per lo svolgimento delle mansioni in cui erano deputati. A riguardo, gli accertamenti della Guardia di Finanza avrebbero consentito di acclarare l'utilizzo di 5 lavoratori in nero irregolari, l'omessa presentazione della documentazione di lavoro obbligatoria, la violazione della normativa relativa alla retribuzione, all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, al mancato versamento dei contributi, degli oneri previdenziali, al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Alla luce di quanto prospettato, l'autorità giudiziaria ha emesso un'ordinanza applicativa delle misure cautelari dell'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale in strutture assistenziali o case di riposo per anziani nei confronti dei gestori dell'RSA, contestualmente disponendo il sequestro di 100.000 euro e dell'immobile sede della casa di riposo. E l'assessorato regionale al territorio e ambiente ha raccolto il grido di allarme dell'associazione Mare Amico di Agrigento in merito alla disastrosa situazione causata dall'erosione costiera a Zingarello e ha indetto un sopralluogo per il prossimo 17 ottobre. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente e direttore di Agoramundi, che gestisce il corso di laurea in mediazione linguistica presso il Consorzio Universitario di Agrigento, Nancy Arena, ai microfoni di Margherita Trupiano. Conferenza stampa ieri di presentazione del nuovo presidente e direttore di Agoramundi, che gestisce il corso di laurea in mediazione linguistica presso il Consorzio Universitario di Agrigento. L'ha intervistata Margherita Trupiano. È con gioia che ho accolto questo nuovo incarico, perché è un mondo che effettivamente mi appartiene da sempre. Cercheremo, sono convinta effettivamente di intraprendere questo percorso per 2 motivi, perché l'Agoramundi, questo corso di laurea, ha 2 punti di forza importanti: la squadra dei docenti universitari ordinari d'eccellenza e gli sbocchi occupazionali, perché l'Agoramundi, questo corso di laurea, praticamente ha degli sbocchi occupazionali, diciamo, poliedrici. Si può lavorare dopo la triennale ovunque, ovviamente dall'insegnamento previa abilitazione, previa la specialistica e quant'altro, ma negli ospedali, nei tribunali, nel settore privato, nel settore pubblico, nelle pubbliche appunto amministrazioni,
Credo che infatti la statistica ci informa che il 90% dei ragazzi da noi laureati hanno già trovato lavoro presso i tirocini laddove hanno svolto appunto lo stage che hanno loro assegnato. Come ti approcci a questo incarico prestigioso? Sempre con molta umiltà. È una cosa che è un aggettivo che mi distingue da sempre. Sono sempre un po' timorosa, emozionata, però su qualcosa io sono sicura, dove qualsiasi cosa io faccio metterò sempre impegno, dedizione e tanta passione. Festeggiati ieri i 50 anni della fondazione della Casa della Speranza con un convegno dedicato a Monsignor Angelo Ginex e Vincenzo Reale, i due apostoli della carità. Noi abbiamo seguito l'evento. Festeggiati ieri i 50 anni della Casa della Speranza di Agrigento, fondata nel 1975, con un articolato convegno dedicato a Don Angelo Ginex e al professore Vincenzo Reale, i due apostoli della carità. Quindi gli interventi di Calogero Gelo, presidente di Casa della Speranza, di Antonello Sciabbica, che ha parlato del volontariato e l'amore per il fratello, di Don Pippo Mataxia, Ginex e Reale, due sognatori per il bene delle persone fragili. Quindi gli interventi del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, del vicario generale in rappresentanza del vescovo, Don Giuseppe Cumbo, quindi anche le testimonianze dei genitori di due figli deboli. Al termine dell'evento il taglio della torta dei 50 anni. È andata bene perché c'è stata una grande partecipazione e gli argomenti trattati sono stati di grande livello e comunque molto puntuali e molto adeguati a quella che è stata la storia di Casa della Speranza. Ora pensiamo al futuro, Presidente. Che futuro sarà quello di Casa della Speranza? Ma il futuro ci sono tanti programmi, tanti pensieri, tanti proponimenti da portare avanti, ma tutto si fa sempre nell'idea di garantire e comunque portare avanti quelle che sono le istanze delle persone con disabilità, quindi garantire loro una prospettiva anche per quando i genitori non saranno più a poterli accudire. Professor Di Natale, una bella manifestazione oggi per ricordare i 50 anni di Casa della Speranza, con diversi qualificati interventi che hanno detto un po' le loro testimonianze su ciò che è stata la vita di questa bella struttura agrigentina. Io penso che dall'intervento del Presidente, il Gelo, Calogero, fino a Don Pippo Matrachisia e anche il professor Antonello Sciabbica, le testimonianze dei familiari hanno messo in evidenza davvero tutto quanto in questi 50 anni è stato fatto nella Casa della Speranza, un'istituzione che è stata profetica negli anni 50, negli anni 70 e che in questi 50 anni ha realizzato cose di un certo interesse per un servizio di qualità alle persone diversamente abili. Per cui è stata una serata straordinaria, all'insegna della cordialità, all'insegna delle testimonianze, all'insegna anche del ricordo e pure in una prospettiva che guarda un prossimo cinquantennio, perché la Casa della Speranza per la sua istituzione è una casa che ha come fondamento la famiglia e ha come fondamento la persona. Dunque una cultura che si fonda su ciò che è il dettame costituzionale e su ciò che sono i principi fondamentali, perché no, anche del Vangelo. Padre Macassia, lei ha fatto una lunga relazione, ha ricordato Monsignor Ginex e il professore Reale, che tra l'altro è stato fautore di una legge che ha permesso ai disabili di frequentare la scuola. Sì, sono due persone della nostra città che veramente meritano un ricordo grato e riconoscente per quello che hanno fatto e quello che ancora continua l'opera che hanno iniziato.
una funzione importante quella di Casa della Speranza. Sì, certamente, darsi da fare per aiutare le famiglie e ancora di più gli stessi soggetti che soffrono, e quindi questa sensibilità, questo amore profuso verso chi soffre più di noi. Professore Sciabica, lei ha fatto un ottimo intervento in merito alla situazione della Casa della Speranza, toccando anche un aspetto teologico. Sì, perché dovevamo un po' partire da quello, praticamente dalle virtù teologali e da quello che è il significato che queste rivestono in ambito cristiano. Perché quello che è fondamentale è dare un supporto valoriale a quello che è anche un bisogno. Il bisogno è quello delle persone diversabili ormai chiamate, perché sviluppano una diversa abilità. Per cui dico, è un aiuto che si dà anche ai genitori, agli educatori, perché praticamente viene a porsi quello che è un riferimento valoriale di fondo. Non si vive così alla sprovvista, ma viviamo perché crediamo in qualcosa, e quindi quel qualcosa in cui crediamo è qualcuno con la Q maiuscola, e per cui anche le fragilità umane acquistano un loro significato. Punto di riferimento concreto e umano per i suoi ospiti, che qui trovano una vera casa. Un ruolo fondamentale in questa missione è svolto dal team di esperti, operatori e professionisti che, competenza e dedizione, garantiscono ogni giorno assistenza, sostegno e percorsi di crescita personalizzati. Grazie al loro impegno, la Casa della Speranza unisce al valore della solidarietà quello della professionalità, diventando un modello di cura e di attenzione alla persona. 50 anni di storia raccontano un cammino fatto di passione, impegno e collaborazione. Oggi più che mai questa realtà può guardare al futuro come un laboratorio di innovazione sociale capace di integrare esperienza, scienza e umanità. L'intuizione di Monsignor Angelo Ginex e del professore Reale, che penso abbiano vissuto un po' quell'esperienza che ci permette di comprendere cosa significa vivere concretamente da cristiani e cosa significa concretamente vivere la spiritualità anche cristiana. Significa lasciarsi interpellare in particolare dai bisogni concreti che vive la comunità, che vive la società, che vive il territorio. E penso che l'esperienza che accomuni appunto Monsignor Ginex e il professore Reale sia stata proprio questa, cioè l'esperienza di avere toccato con mano il bisogno delle loro famiglie, ma anche di altre famiglie che avevano bisogno di dare speranza a chi magari in quel periodo non sempre veniva comunque valorizzato o comunque non sempre veniva considerato così come oggi, grazie a Dio, insomma, riusciamo a considerare tutti come persone nella loro dignità. Io dirò cose brevi perché i nostri ragazzi già sono stanchi. Quello che voglio dire è innanzitutto che io sono mamma di 2 ragazzi, di 3 splendidi ragazzi, Martina, Giovanni e Gabriele. Giovanni e Gabriele sono qui, anzi vi volevo salutare anche voi, dottor Schembri, dottore Di Doro, dottore Patti, già l'avevo già salutato. Sono 2 ragazzi autistici molto gravi. La nostra vita, io non avevo mai conosciuto questa parola autismo quando i miei figli sono nati. Giovanni adesso 30 anni farà questo mese, mentre Gabriele 28. Ecco, proprio 28 anni fa, quando ho partorito Gabriele, abbiamo scoperto che Giovanni era autistico. Ma che cos'era l'autismo? Io non ne avevo mai sentito parlare, tranne per un film che ho visto anni prima, che era Rayman. La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Miccichè, ha deliberato il trasferimento per il decentramento della farmacia dalla sede di via Empedocle 71 alla ex 16ª sede farmaceutica vacante in zona San Gregorio, a sud-est della città, tra gli assi viari di via Cavalieri Magazzeni e via Magellano, vacante per revoca dell'assegnazione.
A manifestare l'interesse al trasferimento per il decentramento per la copertura della sede vacante è stata, sulle 17 farmacie di Agrigento interpellate, la sola farmacia con sede operativa in via Empedocle, ovvero la farmacia Vaiola. Il sindaco Miccichè sottolinea il trasferimento per decentramento della farmacia nella zona San Gregorio assolve positivamente alla necessità di soddisfare il superiore interesse pubblico di una maggiore capillarità di servizi farmaceutici nelle zone a maggiore densità demografica. Finalmente ieri sera un dialogo costruttivo in Consiglio Comunale. L'Aula ha approvato all'unanimità 2 atti di indirizzo a firma del consigliere comunale Roberta Zicari e uno della prima commissione presieduta dalla consigliere Nobile. Sotto mio stimolo, ha affermato la Zicari, abbiamo deciso tutti insieme di destinare 7.000 euro della tassa di soggiorno per finanziare il progetto arrivato secondo tra quelli della democrazia partecipata, la realizzazione di un'area fitness al villaggio Peruzzo, ed accolto con favorevole dichiarazione dell'assessore Bullo di voler finanziare i progetti presentati e non vincitori con le encomie del PNR, se possibile. Abbiamo deciso di usare i proventi delle sanzioni stradali per acquistare le telecamere per il controllo della tassa di stazionamento dei pullman turistici e soprattutto per il ripristino del mando stradale, per esempio per l'enorme area all'ingresso del lungomare Falcone Borsellino, così da provare a migliorare la sicurezza delle strade. Inoltre, sotto impulso della prima commissione, abbiamo deciso di impegnare l'amministrazione ad avviare un progetto di finanza per la realizzazione di un impianto di cremazione per le salme e, come proposto dal consigliere La Felice, anche per gli animali di affezione nella nostra città. Manifestazione pro-Palestina, ieri si è svolta a Racalmuto, le interviste di Nicola Giangreco. I sindacati presenti anche a Racalmuto per questa manifestazione che è un grido per la pace. Ogni manifestazione è un grido di speranza per la pace. La gente ha dimostrato milioni e milioni che si riversano in piazza perché non intendono più stare a guardare questo genocidio perpetrato nei confronti dei palestinesi da parte del governo israeliano. Con la complicità del governo degli Stati Uniti stanno cercando di ammazzare un popolo. Il governo italiano deve prendere atto che il popolo italiano, e lo ha dimostrato con questi fiumi che si riversano tutti i giorni in piazza, non vuole tacere. Il governo italiano deve aiutare i volontari della flottiglia che portano medicinali, che vorrebbero portare da mangiare, che mandano i propri medici a sostituire quelli che dentro la Palestina stanno morendo. Ecco, anche da Racalmuto il sindacato lancia questo grido d'allarme assieme ai cittadini racalmutesi. Anche Racalmuto si ferma per dire no a tutte le guerre, per liberare Gaza. Voglio dire una cosa, Racalmuto non si ferma, Racalmuto probabilmente inizia a muoversi proprio per cercare di manifestare un sentimento comune, come vediamo in questa splendida piazza così piena, a beneficio della non violenza. E questo è il sentimento comune che oggi qui tutti vogliamo sposare. Il comune di Racalmuto ha aderito senza se e senza ma a questa fiaccolata per la pace organizzata dall'Arci in collaborazione con la Chiesa, con le scuole, con le associazioni. Per la verità devo dirvi, ci dispiace che qualche professionista abbia stigmatizzato la nostra assenza in una precedente manifestazione che è stata organizzata qui a Racalmuto, una manifestazione della quale non eravamo a conoscenza e che nessuno ci ha invitati. Quindi ecco, le polemiche in questi momenti, come ha detto Angela Martorana, non servono a niente, le speculazioni. Oggi siamo qui tutti insieme per gridare pace, pace, pace.
certamente in particolare le immagini drammatiche che la televisione ogni giorno ci fa vedere. Si vede questa strage in primis in Palestina, soprattutto di civili, di bambini, di donne, di anziani che vengono trucidati ed affamati, ma certamente non dobbiamo dimenticare tutte le altre guerre, tutti gli altri conflitti. Pensate che in questo momento nel mondo abbiamo oltre 50 conflitti in territori dall'Ucraina alla Repubblica Democratica del Congo, allo Yemen, alla Burkina Faso, Somalia, una cosa straordinaria che ci deve fare riflettere e soprattutto che ci addolora. Papa Francesco diceva: è scoppiata la terza guerra mondiale, seppur a pezzi, ed è davvero la verità, perché oggi in tutte le parti del mondo assistiamo a queste trucidazioni di bambini e di civili. Alcune guerre, pensate, si combattono da decenni e sono quasi dimenticate. Quindi oggi qui tutti insieme dobbiamo gridare pace per il territorio della Palestina. Noi siamo tra quelli che riteniamo che ci devono essere due territori e due popoli, ma in ogni caso pensiamo che deve elevarsi il nostro grido di pace per tantissimi altri conflitti. Pensiamo per un minuto all'Ucraina, che è alle porte della nostra nazione e che le ultime notizie di droni che girano per le nazioni europee sono un'ulteriore preoccupazione per tutti. Noi vorremmo, come diceva Angela, restare umani, soprattutto preservare il futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ed ecco perché nessuno deve fare un passo indietro, ma dobbiamo essere insieme tutti quanti a gridare pace, pace, pace. Grazie al Sindaco, la pace va costruita giorno per giorno. Adesso vorrei passare Passiamo alla notizia dall'AS. Siamo alla quarta variazione di un bilancio che ormai è una soap opera. Il governo Schifani continua ad andare avanti a puntate, senza programmazione e con tanta approssimazione. Lo ha dichiarato Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'AS, intervenendo in aula nel corso della discussione generale della manovra quater. Oltretutto dovevano essere pochi punti, alla fine sono arrivati ad essere più di 50 gli articoli di propaganda o che nulla hanno a che fare con le variazioni di bilancio e puntano solo al tentativo di ricompattare una maggioranza sempre più lacerata. Siamo pronti alla battaglia d'aula, ha concluso Michele Catanzaro. Chiederemo un approfondito esame degli articoli con gli strumenti che il regolamento prevede per le forze di opposizione. E l'onorevole Rosellina Marchetta ha rivolto un formale invito all'assessore regionale alla formazione, onorevole Mimme Turano, affinché si provveda nel più breve tempo possibile a organizzare dei corsi di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici destinati ai vigili urbani dei comuni siciliani, ove è prevista o è già avvenuta l'installazione di tali dispositivi salvavita. Nell'ultima finanziaria abbiamo inserito la possibilità di installare defibrillatori in tanti comuni siciliani, ha dichiarato l'onorevole Marchetta. Dotare questi comuni di defibrillatore è stato un passo importante e vitale per la sicurezza dei cittadini, ma è indispensabile che il personale chiamato a intervenire in caso di emergenza sia adeguatamente formato e pronto ad agire. Linea alla regia per la pubblicità. Negli stabilimenti di Fincantieri a Palermo è stato varato il nuovo traghetto RO-Pax, Regione Siciliana, Costanza 1 di Sicilia. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana con l'obiettivo di potenziare i collegamenti con le isole minori. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. La nave è pronta al varo. Oggi è un momento molto importante per il cantiere, per Fincantieri,
perché è una nuova costruzione in questo importante cantiere che è caratterizzato da avere tantissima tradizione, ma anche la capacità di innovare, perché questo traghetto ha le migliori tecnologie della transizione energetica per quanto riguarda l'utilizzo di LNG, di gas naturale liquefatto, pannelli solari per la propulsione ibrida, soluzioni il più possibile spinte sull'acquisto da aziende italiane e aziende regionali. Quindi è un bellissimo esempio di cos'è la cantieristica di Fincantieri, cosa significa per il mondo del lavoro, ma cosa significa anche per il mondo delle imprese e per il mondo dell'indotto. Possiamo affermare che è l'inizio di un percorso? Assolutamente sì. La cantieristica navale, sia civile che militare, è in una situazione di crescita, di forza. Dobbiamo utilizzare questo momento forte di mercato per rafforzare i cantieri e per estrarre il valore che c'è in qualunque cantiere, in particolare nel cantiere di Palermo, che ha una riserva di valore che sarà importante per Fincantieri. Beh, è un momento importante per la vita della regione siciliana. Questo governo, cui per fortuna grazie a 2 anni e mezzo di buon governo, almeno lo ritengo, i fatti ci conformano il fatto che abbiamo azzerato in meno di 3 anni un disavanzo di 5 miliardi, abbiamo addirittura un avanzo di 2 miliardi che ci consentirà di poter immettere liquidità nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo del sociale, nel mondo anche dei trasporti. Quella di oggi è una bella giornata perché abbiamo investito noi, abbiamo voluto questa nave, l'ha realizzata naturalmente Fincantieri, le nostre manovalanze che ringraziamo, grazie all'amministratore delegato Folgeri per la sua presenza. Oggi è una festa per i siciliani più che altro, per tutti coloro i quali potranno beneficiare di maggiori e migliori trasporti nella zona delle isole Pelagie e questo ne hanno diritto. Il nostro dovere è rispondere alle loro esigenze. Una grande festa oggi per la Sicilia, per Palermo, per la Fincantieri, la prima nave Made in Sicily. Riapre la cantieristica in Sicilia con la ricostruzione di un traghetto che aspettava Palermo, la cantieristica siciliana, da oltre 30 anni. Abbiamo portato avanti un investimento di oltre 120 milioni e oggi il varo della prima nave Made in Sicily, B-Fuel, è grazie al merito del governo Schifani, dell'assessorato alle infrastrutture, del dipartimento, di tanti funzionari, dirigenti e professionisti che hanno lavorato a questo progetto meraviglioso che rilancerà i collegamenti per le nostre isole. Una nave di nuovissima generazione avrà la possibilità di stazionare nei porti siciliani. Naturalmente toccherà Porto Empedocle e Lampedusa poter accogliere questa nave. Anche a Porto Empedocle abbiamo la regione siciliana ha finanziato l'elettrificazione della banchina, ma nonostante tutto potrà stare oltre 4 ore all'interno del porto senza emettere emissioni di CO2. È stato siglato presso la sede della CNA Sicilia a Palermo un importante accordo tra la CNA Sicilia e l'Alta Agricoltura che dà concretezza a una sinergia strategica finalizzata all'avvio delle attività di Uniapa, l'unione che prefigge di assistere le imprese agricole e artigianali della pesca, rappresenta un'innovativa alleanza di categoria. Le organizzazioni sottoscrittrici sulla scia dell'accordo nazionale già siglato tra CNA Agroalimentare e Alta Agricoltura danno così il via alla fase operativa del patto partendo proprio dalla Sicilia. Per la prima volta in Italia agricoltori, pescatori e artigiani uniscono le forze per dare voce a chi produce, trasforma e lavora le materie prime dei nostri territori. Nasce ufficialmente Uniapa, la rete che mette al centro le persone, i territori, il valore del lavoro. È un'alleanza che supera i confini tradizionali delle categorie per costruire insieme un futuro fondato sulla giustizia sociale e sulla sovranità alimentare. Noi incontriamo i dirigenti per avere idee, iniziative, proposte, suggerimenti. Questa scuola deve camminare con il contributo di tutti. La politica deve servire a contribuire a fare camminare la scuola. All'interno di questo perimetro, che è il confine che io mi sono dato, tutte le cose che ho fatto me le hanno suggerite, le cose che farò me le suggeriranno. Voglio organizzare gli stati generali della scuola siciliana dove dimostrerò a tutte le province quanto ogni provincia è indispensabile in un processo di crescita dell'intera Sicilia.
Assessore, una platea nutrita, attenta ma propositiva. Me ne vado a casa contento perché la scuola racusana c'è e c'è a prescindere da me ed è la cosa più bella che un assessore può registrare. Una grandissima opportunità, la possibilità di ascoltare i bisogni della scuola, di rendersi conto delle precipità territoriali e anche di apprezzare tutto ciò che di buono fa la scuola della comunità scolastica Iblea. Per noi è davvero una straordinaria occasione per poter riflettere su tutte quelle che sono le criticità, ma anche tutti i punti di forza, e avviare un anno scolastico che sia foriero di successo formativo per ogni studentessa e per ogni studente. Tanti nuovi spunti per la scuola. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo preso le mosse dalle priorità politiche dell'atto di indirizzo del Ministro, ne abbiamo voluto sottolineare alcune: la prevenzione della dispersione scolastica, la promozione del benessere, ma anche la valorizzazione della formazione del personale scolastico tutto, la prospettiva dello starting strong per il sistema scolastico 06, 1000 spunti, 1000 priorità e tanto lavoro. Anche quest'anno la Banca d'Italia partecipa al Festival Nazionale e Cultura, aprendo le porte dei propri palazzi per raccontare il legame tra istituzione, territorio e cittadini, promosso dall'ABI e dall'Associazione delle Fondazioni Casse di Risparmio. Il festival si svolge dall'11 al 18 ottobre prossimo e coinvolge banche, fondazioni di origine bancaria in tutta Italia. L'obiettivo è quello di valorizzare l'impegno del mondo dell'economia, della finanza per promuovere lo sviluppo socioculturale e artistico italiano, manifestando nel contempo l'apertura della collettività. Il tema scelto per l'iniziativa di quest'anno si chiama Il patrimonio artistico della Banca d'Italia, storia, cultura e identità. Nell'occasione la filiale di Agrigento della banca aprirà la propria sede al pubblico sabato 18 ottobre dalle 9 alle 18. Nel corso dell'evento verranno organizzate visite guidate con la collaborazione di esperti della locale sovrintendenza per i beni culturali e ambientali. Bere il sasso, bere un filo d'erba, ma l'uomo sempre mascherato. In occasione della settimana dedicata alla salute mentale, si è svolto a Messina un evento speciale presso il centro diurno Camelot, situato nella cittadella della salute Mandalari dell'ASP. L'iniziativa ha avuto come protagonisti i ragazzi che frequentano il centro, i quali si sono messi in gioco realizzando momenti di espressione artistica e contribuendo effettivamente all'organizzazione dell'evento. L'incontro è stato realizzato in collaborazione con il Lions Club Messina Host, da sempre sensibile ai temi della salute mentale e impegnato nella lotta allo stigma. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti, volontari, familiari e associazioni, per approfondire i processi organizzativi, preventivi e terapeutici in ambito psichiatrico, con un approccio che mette al centro la persona. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo fondamentale dei centri diurni nel percorso terapeutico e riabilitativo, andando oltre la semplice recovery sintomatica. Sono stati evidenziati bisogni emergenti in ambito di salute mentale, in particolare durante l'età evolutiva, sottolineando l'importanza della prevenzione e degli interventi precoci. Il Comune di Messina sta portando avanti una importante progettualità che riguarda i budget di salute. In questo momento ne abbiamo attivati 14 con enti del terzo settore, soprattutto nell'asse lavoro ma anche casa. Devo dire che dal primo monitoraggio i risultati sono molto positivi perché le persone che stanno partecipando a questa progettazione stanno realizzando quello che erano i loro desiderata, quello che volevano fare nella vita, e questo certamente è un obiettivo fondamentale, un obiettivo per tutte le persone, ma soprattutto per chi magari ha delle caratteristiche diverse e ha magari maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo lavorativo. Spero che questo progetto possa continuare sempre positivamente come in questo momento e che ci possono essere poi delle possibilità concrete di lavoro anche a lungo termine. Noi oggi riflettiamo, analizziamo, approfondiamo problematiche che sono diventate sempre più impattanti nei nostri contesti sociali e di vita. Quello delle patologie psichiatriche, del disagio psicologico e mentale che affligge
vaste fasce sempre più ampie di popolazioni, in particolar modo i giovani. Per questo, come azienda sanitaria provinciale, come Dipartimento di Salute Mentale, stiamo cercando di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per fare fronte a un momento di particolare esigenza. I nuovi bisogni di salute implicano la necessità di un investimento forte da un punto di vista scientifico, della ricerca, della possibilità di mettere in campo strategie integrate e coinvolgenti tutti gli attori sociali che debbono avere ruolo in questa battaglia. Questo per me è un segnale di sensibilità, a parte il fatto che Alessandro, non voglio intessere le lodi, per quello che viene dal mio cuore spontaneamente, nasce dal volontariato, quindi sa cosa significa stare in strada, conoscere le difficoltà e come spesso sappiamo chi vive un disagio sociale anche spesso viene un disagio psicologico, ecco che le due cose un po' poi si combinano. Quindi io sono grata ad Alessandra per tutto ciò che fa e per l'impegno. Sono contenta di darle la parola e sicuramente avrà argomenti belli perché collabora con noi già da tanto tempo con la salute mentale, quindi l'ascolteremo con piacere. Passiamo dallo sport. La Castrome Favara passa il turno di Coppa Italia grazie alla vittoria con la nuova Igea Virtus per 3-1. Ce ne parla Giuseppe Moscato. Continua il cammino in Coppa Italia di Serie D per la Castrome Favara. Al Brucoleri giallo-blu, affidati da pochi giorni a Nicolò Terranova, battono la nuova Igea Virtus, attuale capolista del girone I, e si qualificano ai 16esimi di finale. Per la squadra messinese invece è la prima sconfitta stagionale. Terranova mischia le carte in vista della difficile trasferta a Torre Annunziata di domenica prossima e mette in campo una formazione stagionale inedita, schierando accanto ai veterani Varela e Kosovan già squalificati per la partita di domenica prossima alcuni ragazzi come titolari: Privitera, Terrini, Sacco, Longo e il portiere Gerlero. Anche Marra ha rivoluzionato la sua formazione, schierando diversi giovani juniores e dando riposo a Calafiore, Maltese e Cicirello. Prima mezz'ora di studio per le due squadre, ma alla prima vera occasione i favaresi vanno in rete con Lorenzo Privitera, che con un tiro dal limite punisce una corta respinta della difesa. La gioia del vantaggio dura appena 4 minuti. Ferrara approfitta di un errore sulla tre quarti dei favaresi per lanciarsi in aria e battere Gerlero. Nella ripresa favaresi padroni del campo, al 14esimo il bomber Varela schiaccia in rete di testa un pallone servito con un cross pennellato da Franciamone. Risultato blindato all'80esimo da Tanassi Kosovan dopo uno scambio veloce con Varela al limite dell'area. I barcellonesi vanno vicini al gol, ma Capitan Vaccaro sulla linea ha salvato la porta di Gerlero. Favara che passa il turno e che affronterà ai 16esimi di finale di Coppa Italia la San Cataldese, che ha battuto in trasferta l'Enna. Mister, una partita infrasettimanale è sempre insidiosa, poi c'era la prima della classe, anche se Coppa Italia e abbiamo visto con un turnover da entrambe le parti, però vincere insomma fa sempre bene. Vincere aiuta a lavorare bene, aiuta ad aumentare l'autostima. È chiaro che c'erano due squadre rimaneggiate sia dall'uno che dall'altro lato, però hanno rispettato quello che era l'impegno, hanno onorato la maglia. Onestamente il primo tempo della mia squadra non mi è piaciuto per atteggiamento. Se noi perdiamo di vista che la nostra dimensione, facciamo fatica con tutte le squadre, a prescindere da chi affrontiamo. Quindi sono contento che la squadra ha reagito nel secondo tempo, ha approcciato meglio la gara, si è mossa meglio, è stata più concentrata e poi, come dice lei, quando vincere aiuta a lavorare meglio. Dicevamo Coppa Italia, però insomma il cammino è sempre con un segno positivo, e allora che ben venga. Sì, è una competizione prestigiosa che si affaccia negli ultimi anni, è stata importante un po' per tutte le squadre, ci consente anche di fare giocare un po' tutti i componenti della rosa, e quindi credo che per Favara, per l'allenatore e per la squadra sia una nota positiva. E la tua seconda partita, i tasselli di questo mosaico si stanno posizionando al loro posto?
Ancora è presto, ripeto, ancora questa è una squadra che aveva già un DNA ben definito, abbiamo lavorato sul necessario, sulle cose semplici, banali, che sembrano banali ma non lo sono. È chiaro che dalla prossima settimana, anche perché questa è una settimana corta, cominceremo a lavorare in una certa maniera. Dicevamo all'inizio il turnover, quindi l'ingresso di ragazzi che magari non sono pronti in prima battuta, però hanno dato l'anima e hanno giocato bene. Sì, ho avuto risposte positive. Queste sono partite che servono anche, soprattutto a me che sono subentrato da poco, che è servita per conoscere un po' tutti, perché poi l'allenamento è una cosa, la gara è un'altra. Quindi sono contento che i ragazzi hanno espresso il meglio di loro, ma ho sempre detto che questa è una squadra di prospettiva. Nemmeno il tempo di respirare, si va in Campania. Sì, domenica dovremo affrontare un'altra squadra importante, una squadra che mira ai vertici della classifica, ennesimo esame per noi. Una partita infrasettimanale ma importante, perché c'era la capolista, certo è Coppa Italia, però vincere e segnare un gol è una cosa bella. Intanto buonasera a tutti, sono contentissimo per la rete effettuata, mi sono sbloccato, non c'è emozione più bella, sono contento di come ci siamo fatti trovare pronti, sono contento che abbiamo passato il turno. Ho visto insomma una squadra ben disposta in campo, veloce, pronta e reattiva. Sì, ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo ascoltato bene il mister, abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister e l'abbiamo fatto al meglio. Ci vuoi raccontare il tuo gol? No, quando mi è arrivata la palla non ho pensato altro che stoppare la palla e cacciare di prima. Era quella l'intenzione che ho avuto e l'ho fatto subito. Era una partita infrasettimanale, era di Coppa Italia, entrambe le squadre hanno attuato un turnover dei giocatori. Come hai visto questo Favara? Ma il Favara diciamo che si reputa ancora una volta una squadra secondo me molto esperta. Io ho fatto sempre apprezzamenti su Nacio Varela, infatti in campo sempre glielo dico, l'anno scorso ci ha fatto un gol simile, penso che in area di rigore forse uno degli attaccanti più forti del girone, quindi al di là di questo ci sono comunque giocatori importanti, c'è Peppe Ferrante che comunque l'anno scorso era con noi e ha fatto un campionato veramente molto importante. Ripeto, il Castrum Favara di sicuro non lo scopriamo oggi, è una squadra che anche loro vengono da buoni risultati e quindi penso che farà il suo ottimo campionato. Bene, questo è tutto per oggi, per l'edizione del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.